Il calcio d'angolo è qui per il Cotton Club. Alessio Empoli a batterlo, a rientrare. Bene per il terzo tempo che arriva appena entrato. Segna lui il raddoppio del Cotton Club. Lo firma Cristian Conti. In campo la partita è davvero molto bella. Qui Conti dribbla due uomini alla grande, va da Empoli, palla dentro, Lefebvre, Goletti, Lefebvre ancora sulla linea, incredibile come ha salvato Goletti. Quindi Conti cerca un compagno per palleggiare, ma è abbandonato a se stesso. Contrasto con Cossu. I due numeri 4 faranno 180 kg in due. Buona palla per Cossu. L'ha persa però ancora malamente la Roma, allora Conti. Con la finta l'aggancio con Succi, stavolta c'è sì, il calcio di punizione. Volta artistico lascia la battuta a loro. Gran mucchio in area di rigore con Conti che parte. E va a giro, Goletti imperfetto ma alla fine efficace. Di un Santarelli incolpevole in occasione delle due segnature giallorosse. Qui Conti con proprietà di palleggio da aprire su Piccheri, sinistra da Tinazzi. Conti ancora di prima, Conti poi a 2. La Roma calcio a 8, sta giocando dall'altezza del quarto d'ora del primo tempo con l'uomo in più. Qui si incunea Conti, pesantemente trattenuto a calcio di punizione. Per rinviare in contropiede Conti, che sapientemente attende che i compagni salgano e poi pesca con una palla davvero graziosa Alessio Piccheri sul fondo. Cotton con Conti che fa il mediano e qui salta d'impeto un altro uomo, poi va a terra. Tinazzi, Conti può tirare, ci ripensa e va sul sinistro. Allora ancora Conti, va a terra, altra punizione guadagnata dal numero 4, oggi migliore in campo.